questo concerto in un'occasione così importante, concerto di gala per la 16ª edizione del Novi Marengo Festival, un evento molto atteso, molto sentito qui a Novi Ligure. Permettetemi intanto doverosamente dei saluti che rivolgo al Questore di Alessandria, al dottor Andrea Valentino, al sindaco Rochino Muliere e poi ancora alla senatrice Emanuela Repetti, al senatore Sandro Bondi, al cavaliere Flavio Repetto, presidente della Novi Elac Dufour, main sponsor del festival e del concerto di gala in particolare. E un grazie a tutte le autorità intervenute e a questo pubblico foltissimo che attende questo concerto, lo attende da giorni. Doveva svolgersi all'aperto e invece siamo in chiesa e ringraziamo per l'ospitalità i parroci Don Livio, Don Angelo, Don Massimo, che permettono che questo luogo di culto si trasformi in luogo di cultura musicale. È una bella cosa anche questa. Abbiamo portato un po' di scompiglio anche durante la messa perché c'erano le sedie pronte per l'orchestra e voglio invitare Don Angelo a porgere il suo saluto ringraziandolo ancora per la disponibilità dimostrata nei confronti del festival, nei confronti della cittadinanza. Sì, buonasera a tutti. È vero, qualche disagio c'è stato, forse anche per voi, siete un po' stipati, ma d'altronde noi non abbiamo potere sul tempo, sulle condizioni meteorologiche, come su altre cose della nostra vita. Credo invece che quello in cui possiamo eccellere è nel nostro talento e forse questa sera avremo la dimostrazione di come davvero l'uomo con le proprie risorse può fare cose grandi, tanto più grandi quanto si mettono assieme. Abbiamo a volte anche un po' noi la velleità, l'ambizione di comporre una sinfonia, mettendo assieme i talenti e le risorse individuali. Ecco, le sinfonie a me piacciono e credo che questa sera ci divertiremo tutti insieme. Buon divertimento a tutti. Grazie. Grazie Don Angelo, sicuramente ci divertiremo perché per questa occasione il maestro Maurizio Billi, che conoscete bene perché è la sua 16ª presenza come direttore artistico del festival, ha curato un programma davvero notevole. Permettetemi di presentarvi questa grande orchestra, l'Orchestra Verdi di Milano. Io sono orgoglioso di presentarla, di essere insieme a loro, una formazione di grande prestigio. E permettetemi di ringraziare il maestro Ruben Giais, che è direttore artistico di questa eccezionale formazione. Grazie maestro. Marisa, ascolteremo l'ouverture e poi When S. Abend il lead cantato da Aldo Caputo. A dirigere l'orchestra ascolteremo l'ouverture e poi When S. Abend il lead cantato da Aldo Caputo. A dirigere l'Orchestra Sinfonica Verdi di Milano il maestro Maurizio Billi.
serata magnifica e saluto tutti voi, saluto le autorità presenti, parlamentari Emanuele Repetti, Sandro Bondi, il questore Andrea Valentino che è con noi spesso ad assistere a questi nostri concerti, e permettetemi un caloroso saluto al Cavaliere Flavio Repetto. Lo voglio ringraziare, il nostro concittadino onorario, siamo onorati di averlo nostro concittadino, ed è grazie a lui che questa sera abbiamo potuto concederci questo lusso di avere l'Orchestra Verdi questa sera, e il soprano, il tenore, il sassofonista che abbiamo già potuto ascoltare in altre occasioni, sono davvero straordinari. E lei diceva le risorse impegnate nella cultura. Ecco, noi ne approfitto perché mi sembra anche l'occasione giusta. Appunto dicevo, grazie a imprenditori illuminati come il Cavaliere Repetto possiamo sostenere il Festival Marenco, e voglio dare alcune cifre. L'anno scorso il Festival Marenco è costato 147.000 euro e al Comune 18.706 centesimi. Io sono contento e mi sento responsabile, insieme agli altri membri della Giunta, di fare queste scelte e spendere risorse nella cultura, soprattutto se riusciamo a trovare queste risorse, perché il Festival Marenco è di alta qualità e io sfido altre città a sostenere, delle nostre dimensioni naturalmente, una qualità come quella che sosteniamo col Festival Marenco. È la 16ª edizione che noi teniamo. Io credo di non aver mancato nessun concerto, anche quando non ero sindaco. Leggo critiche di alcuni che non sono mai venuti ad assistere a un concerto del Festival Marenco. Si può discutere delle scelte culturali di un'amministrazione e noi siamo disponibili a confrontarci sulla politica culturale di una città, ma non voglio accettare critiche pregiudiziali di persone che non hanno mai messo piede ad un concerto del Festival Marenco. Lo voglio dire perché sembra che sia diventato uno sport cittadino. Invece di commentare la partita della domenica si commentano i concerti del Festival Marenco, ma senza ascoltarli. Venite ad ascoltare il Festival Marenco, siate orgogliosi di quello che riusciamo ad offrire, non soltanto alla città, ma io sento tanti giudizi di cittadini non novesi che ci fanno i complimenti per il Festival Marenco. Ecco, dovremmo essere orgogliosi di questo, tutti noi. Poi si può discutere delle scelte che si possono fare. E questo lavoro di trovare contributi esterni richiede impegno, passione, non si fa in 2 giorni. Ci sono persone che si dedicano molto tempo a ricercare queste risorse, e poi appunto abbiamo delle persone come il Cavaliere Repetto e altri che ci sostengono perché credono che gli investimenti nella cultura siano investimenti che guardano al futuro, che guardano allo sviluppo della città. Però voglio dire anche questo: sono importanti gli investimenti nella cultura al pari degli altri investimenti. Noi in questi giorni stiamo investendo 1 milione di euro per la sicurezza delle scuole cittadine, per portare a norma la norma antincendio tutte le scuole della nostra città. Questa è una scelta che guarda al futuro, non si vede per le strade, ma guarda ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, perché andranno nelle scuole sicure della nostra città. Queste sono scelte di cui noi ci sentiamo responsabili e ne rispondiamo, certamente, ne rispondiamo ad ogni cittadino, perché quei 55 centesimi spesi da ogni cittadino per il Festival Marenco, noi ne siamo responsabili, 55 centesimi per ogni cittadino della nostra città. Io credo che queste siano scelte importanti. Il nostro impegno è quello
di alzare ulteriormente il livello del Festival Marengo e avvicinare anche i giovani, se è possibile. Io non ho ancora parlato con l'assessore alla cultura Cecilia Bergario, che ringrazio per l'impegno, ma per esempio noi potremmo portare un concerto nelle scuole della nostra città, invitare i ragazzi della nostra città all'interno del Festival Marengo e offrire un concerto ai ragazzi della nostra città. Ecco, scusate, chiedo scusa se mi sono un po' lasciato prendere, però sinceramente ogni tanto bisogna anche dire le cose come stanno, perché va bene il dibattito, lo scontro acceso, ma anche insomma dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Sinceramente ogni tanto bisogna reagire, e permettetemi e scusatemi se l'ho fatto questa sera di fronte a voi. E infine voglio chiedere al Cavaliere Repetto di portare il suo saluto a tutti voi. Prego. Abbiamo un sindaco che parla chiaro, questa è una cosa molto importante per una città, perché spesso e volentieri parliamo senza sapere quello che diciamo e poi siamo convinti di aver detto bene. Questo è un po' l'Italia, in tante parti. Novi non dovrebbe essere così, perché Novi è una storia. Ho preso un libro che parlava del 600, del 500 del 600. Non parlava delle città importanti, anche ancora oggi. E non parlava né di Alessandria, né di Tortona, né di Bugarò. Parlava di noi. Io ho sentito un momento di orgoglio. Fare le cose in una città che ha avuto una grande storia nel passato. Le sue chiese parlano chiaro. Ecco, non capisco veramente poi che si pensi di portare qui 2 chitarre e un mandolino e fare una cosa a lungo. Io sono convinto che invece dobbiamo insegnare ai giovani, ai ragazzi, se li vogliamo bene, bisogna che li facciamo sentire del bello, non dei pasticci. Allora, se vogliamo far crescere una leva che possa dare veramente un contributo all'Italia, noi dobbiamo metterci qualcosa di nostro, in senso positivo. Questo è quello che penso. E mi auguro di essere tanti a pensare così. Perciò viva questa serata e mi pare che tutto quel che è stato speso bene. Quando le cose si spendono bene, portano dei frutti. Grazie. Grazie Cavalieri, grazie Sindaco.
Yo soy María de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Rapa, María Noche, María Pasión Mortal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy,
I protagonisti della serata sono tutti qui: Aldo Caputo, Federico Mondolci, Federica Volcani, il maestro Billi, la grande orchestra sinfonica Giuseppe Verdi. Siamo